Una giornata importante, un ospite importante. Vogliamo presentarlo, visto dalla sua parte, da coordinatore degli ambasciatori, il nostro protagonista di oggi. Beh, è una situazione innovativa che vediamo a Genova, oggi in questo bel teatro, in questa bella scenografia, dove via via Genova sta acquisendo tutto quel fermento che effettivamente merita una città come Genova. Genova è piena di risorse, è piena di entusiasmo, è piena di voglia di fare e vivere la vita di fronte a un mondo che si sta fortemente trasformando. Quindi io molto spesso faccio l'esempio di tanti pezzi di un puzzle che dobbiamo comporre, i pezzi del puzzle ci sono tutti. E sempre di più la città, i genovesi, il sistema di Genova è sempre più unito per poter mettere insieme i componenti del puzzle per fare una bellissima figura che rappresenta come un panorama stupendo che è quello della nostra riviera, che è quello della nostra città, vista dall'alto, vista di fianco e vista dal mare. Abbiamo capito perché è il coordinatore degli ambasciatori. L'ambasciatore in fondo deve fare questo, no? Promuovere anche in maniera fattiva. Sì, e ognuno di noi ha un punto in comune. Siamo tanti, ormai sono 210 colleghi, ambasciatori di Genova del mondo. Siamo tutti persone che hanno cercato di portare qualcosa nella propria vita e trasferire questo qualcosa nella nostra città. Quindi la passione è il punto comune, il minimo comune multiplo che ci accomuna. Ognuno di noi è diverso dall'altro, ha storie diverse, esperienze diverse, sensibilità diverse in tutte le arti e mestieri. Vediamo colleghi ambasciatori nel settore della finanza, nel settore del commercio, nel settore dell'high tech, dello sport, dell'arte e della cultura, e della salute, e diciamo in tutti gli ambiti dove loro stessi hanno saputo acquisire esperienza e capacità di poterla trasferire verso chi è vicino. Quindi è un atteggiamento nostro mentale, vero e proprio mindset, come si dice in inglese, che io chiamo business social approach, quindi approccio dove il business e il sociale vivono insieme, perché per portare valore al nostro territorio bisogna creare le condizioni affinché tutti possano portare quello che effettivamente possono essere in grado di arricchire il nostro territorio. E quindi è un aspetto sociale. È chiaro che noi siamo anche sensibili a chi magari non è in grado di farlo per motivi fisici, motivi che non dipendono da lui, e quindi tutto questo serve anche per portare valore e aiutare queste persone. Ma per poterle aiutare noi dobbiamo portare valore nella nostra città, no? Dobbiamo in qualche modo arricchirla. Come il nostro sindaco ha sempre detto, dobbiamo aumentare il prodotto interno lordo, no? In qualche modo dobbiamo attirare le aziende, le persone a vivere da noi, a lavorare da noi. Io te le chiedo questo però, Genova è una città che ha voglia di farsi valorizzare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi genovesi abbiamo un orgoglio, l'orgoglio di poter trasmettere quello che effettivamente siamo in grado di fare e abbiamo dentro. E molto spesso guardiamo all'esterno, vediamo magari altri territori che invece sono spesso magari molto più bravi di noi a comunicare quello che sanno fare. Noi siamo più riservati, e questa riservatezza che comporta il non apparire va in contrasto in qualche modo a quello che invece è la necessaria comunicazione per far sapere in Italia, in giro per il mondo, che a Genova ci sono valori importanti, competenze importanti. 1, 2, 3, le cose che si ricorda maggiormente. Allora, la cosa che ricordo più bella e che mi ha dato sensazione è proprio un qualcosa dove Vittorio Viarengo ha anche partecipato in modo molto molto intenso, e devo dire che ho imparato anche molto da Vittorio su queste cose qua. E quando nel settembre 2021 siamo riusciti in team, con la forza del team, del network, anche con l'aiuto del comune, a portare il G20 infrastrutture a Genova. È stata
un momento bellissimo e in quel momento abbiamo rappresentato due aspetti della città. La città in cui si è tirata sulle maniche dopo la caduta del ponte, era stata in grado di ricostruire il ponte come mai nessuno, almeno nei paesi occidentali, era riuscito mai a stare. Quindi un forte messaggio ai 20, tra virgolette, più potenti della Terra, perché rappresentano l'80% del PIL, il G20, che in Italia queste cose si riescono a fare molto bene. E poi in futuro un progetto che abbiamo lanciato, che adesso sta prendendo corpo, che è il progetto della Energy Data Valley, dove Vittorio Viarengo aveva presentato all'Aquario, nella sala bellissima dell'Aquario, questo progetto, dove Genova viene valorizzata e vuole essere valorizzata perché, magari i genovesi non lo sanno, ma in giro per il mondo coloro che si occupano di energia sanno che i migliori ingegneri sono in Italia, in particolare sono a Genova. Quindi lo sviluppo di tutte le tecnologie digitali del dato possono essere sviluppate a Genova in un ecosistema virtuoso, e questo è Energy Data Valley. Il secondo è stato la creazione di un polo che si chiama GEDIX, General Internet Data Exchange, cioè il polo dove tutte le linee internet convergono e vengono utilizzate nella città e a disposizione anche per altri territori. Dal punto di vista umano, questa avventura che cosa le ha lasciato, cosa le lascia? Mi ha lasciato una profonda convinzione del valore che c'è tra persone genovesi. Io ho conosciuto tanti colleghi ambasciatori di Genova del mondo che mai avrei pensato di conoscere, che hanno fatto cose incredibili e fantastiche.